Interessante dibattito su diagnostica per immagine applicata all'arte organizzato dal Rotary Club di Agrigento, un incontro sicuramente interessante anche per la curiosità che desta l'argomento. Infatti, è stata soprattutto la curiosità a spingermi a contattare questi due medici che fanno di professione appunto i medici, ma hanno degli hobby assai particolari. L'uno è esperto nel barocco, nel Caravaggio, e l'altro ha sfruttato le sue competenze professionali per meglio scoprire cosa si nasconde sotto le opere d'arte. Infatti lui è qualificato come il radiologo delle opere d'arte. Questa sua non è soltanto una passione, perché lui ha iniziato questa attività allo scopo poi di restaurare le opere d'arte. Da lì poi è nata appunto questa passione, questa voglia poi di partecipare agli altri queste sue conoscenze. Quindi sono assai felice di avere questi ospiti per me illustri, che stasera appunto ci intratterranno il mio club e tutti gli altri amici ospiti appunto su questo argomento così inusuale, ma sicuramente di grande curiosità. Un interessante convegno oggi dove si discute di diagnostica di immagine applicata nell'arte, un'iniziativa organizzata dal Rotary cui lei darà il suo contributo. Quale? Io faccio il radiologo e da più di 30 anni mi occupo di radiografare opere d'arte. Ho radiografato tante opere importanti anche di Caravaggio e ci sono sempre delle sorprese. Oltre al fascino e all'emozione di radiografare opere così importanti, c'è sempre la possibilità di trovare cose assolutamente inaspettate. Cos'è che si trova di inaspettato nella sua esperienza? Che testimonianza ci può dare? La cosa più comune è trovare qualche altro dipinto sotto o trovare dei pentimenti da parte dell'artista. Poi è importante anche per valutare il supporto, legno, tela, perché questa è una fase indispensabile per approcciarsi a un restauro in maniera corretta. Quindi un lavoro diciamo impegnativo anche. Certo, impegnativo anche perché spesso mi trovo ad avere a che fare con opere che valgono milioni di euro, quindi impegnativo e di responsabilità. E le è capitato qualche volta di trovare qualche sorpresa, diciamo? Sì, tante volte. Tra l'altro qualcosa la mostrerò pure adesso qua sul seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, dove nel dipinto la santa muore per una ferita al collo, mentre nella prima stesura Caravaggio l'aveva decapitato. Poi l'immagine sembrò forse troppo cruenta a chi aveva commissionato l'opera e il Caravaggio a malincuore rincollò con un sottile strato di colore, di pittura, la testa al collo. Un momento importante questo che si discute di arte all'interno di questa convention del Rotary. Devo dire, sono veramente onorato di poter far parte di essere stato invitato, anche perché, ripeto, il titolo che ho è semplicemente quello di appassionato di arte, non ho altri però appunto insieme a Giuseppe Salerno formiamo così un binomio e facciamo spesso Questa passione per l'arte da cosa scaturisce? Io sono stato presidente di un'associazione di arte contemporanea vicino al Museo Riso, sono stato anche ispettore onorario dei beni culturali per un triennio e poi mi sono appassionato a tutto ciò che è arte figurativa, poi per il resto è venuto da solo, insomma.